L'11 agosto, il centro storico di Tortorici si illuminerà ancora una volta con l'appuntamento Ntevaneddi Tortorici e Arte. A partire dalle ore 18 il suggestivo Borgo Oricense si trasformerà in un grande palcoscenico sotto le stelle, accogliendo artisti, performer, musicisti e artigiani per una serata dedicata alla creatività, alla memoria e alla partecipazione. L'evento, giunto alla 12ª edizione, è organizzato dall'Associazione Giovani Oricensi, in collaborazione con i commercianti locali e con il patrocinio del Comune di Tortorici. Per anticipare l'evento principale, il 10 agosto sarà inaugurata, presso la chiesa di San Francesco, la mostra d'arte Aspettando Ntevaneddi, firmata da Carmelo Armeli. Nella serata dell'11 agosto le vie dell'antico borgo si animeranno con un ricco programma di spettacoli e installazioni. Tra le performance più attese, Soul, un'intensa esibizione di danza acrobatica aerea sui tessuti a cura di Ornella Bruno, campionessa e insegnante di questa disciplina. Protagonista sarà anche Mirror, spettacolo di fuoco ideato da Paco Puglisi e Andrea Di Naccio, che unirà arte pirotecnica, giocoleria e ricerca visiva in un'esperienza coinvolgente. Tra le presenze più originali di quest'anno, Noel Seyor Yai, artista poliedrico e performer, che presenterà una creazione scenica ispirata al mondo dei serpenti, con l'obiettivo di suscitare stupore e riflessione sul rapporto tra uomo e animale. La serata continuerà con Passi Dorice, una fusione coreografica tra danza moderna e tradizione siciliana, interpretata da Santo Scirè e Rossana Riso, che animeranno le vie del paese con allegria e vitalità. Non mancherà una performance sui trampoli, perfetta per divertire grandi e piccini. In chiusura Davide Campisi, accompagnato da Mariano Di Stefano e Gaetano Fontanazza, condurrà una performance musicale che unisce il ritmo del tamburo alle sonorità mediterranee e contemporanee, esplorando i confini tra tradizione e sperimentazione. Il momento culminante sarà una proiezione di videomapping realizzata da Farolight di Giuseppe e Daniel Reina, che animerà l'antica facciata della chiesa di San Francesco con luci e suoni, rendendola viva e pulsante per una notte. L'intera serata sarà arricchita da installazioni artistiche e postazioni tematiche dedicate alla memoria, alla narrazione e alla cultura. Lungo il percorso si potranno scoprire leggende, miti e storie locali, dal mito di Sicilia a quello di Colapesce, dalla leggenda di Orice ai ritratti di grandi scrittori siciliani. Un'intera sezione sarà dedicata all'artigianato oricense, con approfondimenti sulla fusione del bronzo e sulle figure di Sebastiano Franchina e Nello Lombardo, autori legati al territorio. Non mancherà uno sguardo sull'arte visiva, con un percorso pittorico che guiderà i visitatori attraverso capolavori della tradizione siciliana. All'interno del percorso saranno presenti anche i ragazzi di 360 Lab, promotori del Radica Festival, e il circolo Illustramente, che curerà una lettera collettiva ispirata ai miti siciliani. Le postazioni gastronomiche offriranno specialità locali, mentre artigiani e hobbisti esporranno le proprie creazioni tra ceramica, bigiotteria, riciclo creativo e pittura.